collezione davvero originale, entrata a fare parte di recente nel patrimonio della biblioteca, grazie alla donazione dell'artista veneziano Roberto Colussi, è quella dedicata al burattino più famoso del mondo, Pinocchio. Si tratta di 630 edizioni delle avventure di Pinocchio e altri titoli legati al soggetto collodiano. Nato dalla penna dello scrittore e giornalista fiorentino Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini, il racconto cominciò ad uscire nel luglio del 1881, iniziando la pubblicazione a puntate sul Giornale per i bambini, uno dei primi settimanali italiani per l'infanzia. Dopo numerose interruzioni, a seconda delle condizioni economiche dell'autore, si compì in 30 capitoli apparsi in 26 numeri del giornale, terminando il 25 gennaio del 1883. Inizialmente il titolo era La storia di un burattino, ma una volta pubblicato in volume fu modificato in Le avventure di Pinocchio. Per Carlo Collodi questa è stata un'opera della sua maturità, visto che la scrisse all'età di 57 anni e già 7 anni dopo la prima uscita morì, dopo aver visto la pubblicazione di 5 edizioni. La prima edizione del 1883 fu pubblicata dalla libreria editrice Felice Paggi con le illustrazioni dell'ingegnere e disegnatore fiorentino Enrico Mazzanti. Il libro si compone di 62 vignette che delineano l'universo iconografico del burattino e che influenzeranno gli illustratori successivi. Nel 1901 la casa editrice Bempora pubblicò un'edizione con le illustrazioni di un altro disegnatore fiorentino, Carlo Chiostri. In biblioteca è presente un esemplare successivo del 1920. Il terzo illustratore di Pinocchio fu il torinese Attilio Mussino, che accolse l'eredità dei suoi predecessori ma interpretò Pinocchio in modo più burlesco. La sua vastissima popolarità è legata soprattutto ai 500 disegni e alle 50 tavole fuori testo che illustrano la prima edizione a colori, edita a Firenze da Bemporad nel 1911. Le sue illustrazioni furono esposte con enorme successo e premiate all'Internazionale torinese dello stesso anno. In biblioteca possiamo vedere un'edizione più recente del 1922. Numerosissime furono le pubblicazioni non solo in Italia ma anche all'estero. Già nel 1891 il libro uscì in Gran Bretagna con le illustrazioni di Enrico Mazzanti, nel 1898 negli Stati Uniti, nel 1902 uscì in Francia e nel 1905 in Germania. E poi a seguire tantissime altre traduzioni, basta pensare che Pinocchio è diventato il personaggio letterario italiano più conosciuto negli altri paesi. Oltre ad essere più venduto della Divina Commedia di Dante, Le avventure di Pinocchio è il libro italiano più tradotto, in ben oltre 240 lingue, addirittura il secondo nella classifica mondiale dei libri più tradotti. Merita una particolare menzione la presenza nella collezione della biblioteca di 2 copie del 1943, una in italiano e una in francese, dell'edizione Pinocchio animato della casa editrice Franceschini, in quanto presentano dei primordiali pop-up, ossia figure movibili all'interno del testo con i disegni di Mussino. A partire da questo grande successo si sviluppò anche una letteratura parallela di storie scritte da altri autori e che avevano come protagonista Pinocchio. Tale fenomeno prende il nome di Pinocchiate. In queste storie Pinocchio fa i mestieri più disparati, va nei posti più esotici, ha parenti, figli e tanti amici tra cui un pulcino e un cane di nome Semellino. E poi anche Pinocchio ha un cuore e così si innamora e si sposa. Nella seconda vita di Pinocchio o nel seguito di Pinocchio forse sapremo veramente come andrà a finire. Pinocchio fu addirittura utilizzato per la pubblicistica clandestina antinazista. Negli anni 1944 e 1945 fu stampato a Padova Confidenze di Hitler di Hermann Rauschning e questo libro fu celato sotto una sovracoperta delle avventure di Pinocchio, dove è rappresentata con una xilografia di Mleto Sartori l'immagine del burattino nell'atto di fare con le dita il gesto beffardo del marameo.